Buongiorno, ben ritrovati, buon sabato 1 febbraio a tutti voi, ben ritrovati con Focus TG. Allora andiamo subito a Vicenza con la cronaca, dove c'è stato un blitz degli attivisti No TAV che nella notte hanno occupato il centro sociale ai ferrovieri al Bocciodromo. La palazzina è destinata ad essere abbattuta per i lavori della TAV, l'infrastruttura che gli attivisti ovviamente contestano e a cui si oppongono. Allora per noi sul posto c'è Daniele Garbini insieme a Andrea Benetti. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Confermo, proprio alle mie spalle questa mattina si presenta così l'esterno del Bocciodromo. In questo momento è a fianco anche il parco che era stato anche questo occupato nei mesi precedenti, proprio perché sono quelle aree destinate al passaggio della TAV, ma contestate dagli attivisti e non solo, perché sono diventati un po' il simbolo della protesta contro questa grande infrastruttura che attraversa questo quartiere, che è il più vicino nella parte est. Come Eleonora Curioni degli attivisti? Ecco. Sì. Ecco, diciamo subito che questa sera, praticamente solo ieri, era stato consegnato le chiavi dell'immobile alla decadenza della concessione che era stata data, però non ci stanno, perché comunque il problema TAV ha lasciato, oltre agli attivisti, anche molti inquilini in zona. Ricordiamo solo la settimana scorsa abbiamo subito anche noi uno sfratto esecutivo a cui hanno anche dato manforte, perché questi inquilini non hanno una risposta da parte delle istituzioni, si trovano anche in situazioni di disagio e quindi in qualche modo vogliono far sentire la loro voce. Esattamente a mezzanotte scorsa un corteo di almeno 500 persone proprio ha percorso questa strada dall'altro centro sociale, Carcol, fino a qui, e hanno aperto proprio le porte e si sono impossessati di fatto di questa zona che vuole diventare che cosa? Sì, ciao. Noi giovedì le associazioni hanno riconsegnato le chiavi al comune e noi attivisti del centro sociale Bocciodromo l'abbiamo voluto rioccupare perché crediamo che in una città come Vicenza, in cui non c'è niente, sia necessario avere un posto che porta cultura alternativa, che porta concerti, che porta eventi sportivi e tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, da 15 anni a questa parte. Noi l'abbiamo rioccupato anche perché, come ha detto, questo è un quartiere che verrà abbattuto dal TAV, il Bocciodromo verrà abbattuto dal TAV, come anche tutte quelle famiglie di cui parlava prima che rischiano di perdere la casa a causa del passaggio del TAV. Noi siamo qua e continuiamo a lottare anche perché crediamo che IRICAV, cioè chi costruisce il treno ad alta velocità, debba anche mettere dei fondi e sopperire a esempio le famiglie che verranno sfrattate dalle proprie case. Quindi noi siamo qua, noi occupiamo il Bocciodromo, noi stiamo qua fino a quando non ci porteranno via, perché appunto crediamo che sia necessario continuare a prendere posizione e a salvare, a prendersi cura di spazi come il Bocciodromo. Ecco, a tutti i costi avete già programmato magari una serie di iniziative con questa? Quali sono i vostri programmi, per quello che si può dire? Beh, noi continueremo a fare le nostre attività, già stasera abbiamo un concerto, poi si continuerà con la scuola di italiano, con eventi sportivi. Noi continueremo a fare le nostre attività come le abbiamo sempre fatte, perché appunto è necessario portare avanti la nostra lotta contro il TAV e per una socialità diversa, e noi quindi qui all'interno continueremo a fare eventi e attività culturali alternative per portare in questa città della luce. Ecco, però sappiamo che anche è un'opera voluta e anche finanziata. Voi siete di fatto una minoranza rispetto a un'esigenza. Cosa rispondete a chi vede nella vostra azione anche un'azione che va contro l'interesse nazionale e delle volontà? Sì, noi potremmo essere una minoranza, ma un anno fa occupavamo il Bosco Lane Rossi e il Bosco di Caalte, un anno fa dovevano abbattere il Bocciodromo e noi siamo ancora qua. Noi a quelle persone dall'alto noi rispondiamo che noi difendiamo i territori, noi difendiamo le persone, noi vogliamo vivere una vita degna, quindi noi continueremo a fare quello che facciamo fino a quando le cose non cambieranno. Ecco, sulla questione ricordiamo che nel frattempo questa mattina è arrivata una dichiarazione dell'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Allora ringraziamo Eleonora nel frattempo. Grazie. Ecco, e lancio il servizio e poi la linea direttamente a voi. La notte scorsa i manifestanti del Bocciodromo hanno rioccupato gli spazi comunali dei ferrovieri. Ancora una volta la dimostrazione
di un atteggiamento contro le regole, contro l'amministrazione comunale. Amministrazione comunale che però deve prendere attraverso il sindaco le distanze in maniera netta e decisa. Quell'immobile va abbattuto per l'alta velocità e alta capacità, non possiamo lasciare spazio a chi non rispetta le regole e quindi provveda immediatamente il sindaco a far intervenire le forze dell'ordine per uno sgombero immediato. Così l'ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Altre polemiche invece questa mattina a Portegrandi, siamo nel Veneziano, siamo in comune di Quarto Altino perché da Portegrandi è partito intorno alle 11 destinazione Torcello il generale Vannacci, l'europarlamentare Roberto Vannacci, che con il suo movimento Il Mondo al Contrario oggi è all'isola di Torcello. Non sono mancate le polemiche per la sua presenza, anche per la sua visita nella Basilica Storica di Torcello. Ebbene, ad attenderlo questa mattina alla Marina di Portegrandi all'imbarco c'erano un gruppo di ANPI e di Sinistra Italiana appunto per contestare la sua presenza. Ha raccolto le interviste per noi sul posto Anna Maria Parisi con Tommaso Migotta. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi per dire tutto il nostro dissenso rispetto ai contenuti che esprime appunto questo europarlamentare. Noi crediamo che quello che porta avanti il generale sia odio, intolleranza, razzismo, valori che in questo territorio non devono trovare nessuno spazio. Noi siamo invece per la tolleranza, per la convivenza, per la solidarietà e per l'antifascismo. È un personaggio che comunque anche il Ministero della Difesa ha sospeso, e perché il nostro messaggio è quello del rispetto per tutti, uomini, donne, bambini, colore della pelle, orientamento sessuale, non c'è nessuna differenza, o meglio, siamo differenti sì, e questo è il bello. Purtroppo il generale Vannacci rappresenta il clima che c'è adesso, dove tante persone votano determinati partiti, ma noi chiaramente non la pensiamo in questo modo e pensiamo che sia importante essere qui oggi, anche se non ci è stato permesso di essere nel luogo dove avverrà il tutto, di essere in via Marzi, ma è comunque importante essere qui e la cosa positiva è che siamo tante realtà, non siamo assolutamente solo cittadini di Quarto d'Altino, ma ci sono tante realtà anche limitrofe, partiti, associazioni, da Treviso, da Venezia, da Mestre, Casale sul Sile, quindi veramente siamo riusciti a fare rete e questo per noi è importante perché dimostra cosa pensano veramente i cittadini. Io ho sempre battagliato, specialmente contro i razzisti, contro tutti quelli che professano ideologie contro le persone. Sono orgogliosa di poter ancora dire che il fascismo non deve passare. Queste le voci raccolte prima dell'arrivo di Vannacci, che poi è giunto per imbarcarsi. Sentiamo cosa ha detto, ha parlato anche di regionali, sentite. Ieri sera ad Abano Terme la sala era stracolma, il Veneto è sempre accogliente nei miei confronti, trovo sempre molte persone che mi incitano ad andare avanti e che vedono questa mia presenza come un qualche cosa di positivo e quindi anche piccole contestazioni, però ad esempio in paese c'è un però non le ho viste, le hanno annunciate, non le ho viste, ma io dico sempre, ma invece di contestare in maniera così sterile, ma ci vengono a dire perché non sono d'accordo. Io sono sempre stato disposto al dialogo, a rispondere, e invece purtroppo vedo che insomma si arroccano dietro le tastiere o dietro gli slogan. Fra poco, lei in questo territorio fra poco si vota, fra pochi mesi probabilmente ci sono le elezioni regionali. Ci sarà una lista Vannacci? Non lo sappiamo, sicuramente Vannacci ci sarà, nel senso che Vannacci come esponente della Lega, Vannacci come personalità politica, e cercheremo di ottenere il massimo risultato su questo territorio. Con quale strategia? Lo vedremo. E poi non gliela venga a dire, se no elimino l'effetto sorpresa. Ma sia che il centrodestra rimanga unito, sia che la Lega corra da sola, vi siete fatti delle idee? Guardi, di queste cose ne parleremo insieme, ne abbiamo in parte parlato, ma ne parleremo insieme con la Lega e sceglieremo la strategia migliore per raggiungere
nella maniera più efficiente il risultato più grande. Un altro dei grandi temi di queste elezioni regionali è il terzo mandato per i governatori. In questo momento per Luca Zaia non c'è un altro mandato. Lei è favorevole o no a una prosecuzione dei mandati superiori ai 2 per i governatori? Guardi, in linea generale io dico che l'elettorato ha sempre ragione. Quindi teoricamente il problema dei mandati non si dovrebbe porre, però di contro c'è qualcuno che qualche anno fa ha detto che invece il problema dei mandati ci fosse, quindi hanno posto delle regole. Visto che mi piace il rispetto delle regole, diciamo che se c'è una regola va rispettata, altrimenti avrebbe dovuto essere cambiata in tempi non sospetti, perché cambiare le regole sotto le elezioni sembra sempre un provvedimento ad personam. E poi un'altra questione, se la regola viene cambiata deve essere cambiata per tutti e non solo per quei casi eccezionali che si rivelano all'ultimo momento, no? Per cui nulla contro il terzo mandato, però ci sono delle regole, rispettiamole. Ha visto che anche il parroco, insomma, Torcello ha detto sì, venga qui ma non venga a fare politica. Lo incontra, che cosa pensa di questo? Se il parroco c'è sono molto contento di poterlo incontrare, nessun problema. Anzi, perché no? Se ci fosse, ci vuole benedire? Con grande piacere. Il comitato del modello... Però il parroco ci deve spiegare, però se la politica è vietata a Vannacci o a tutti quanti, quindi se il parroco si esprime nella stessa maniera con tutti i politici o solo con Vannacci, perché se fosse solo con Vannacci è un parroco un po' fuori dalle righe, no? Ma questo mondo al contrario diventerà mai un partito? Non lo so, per ora non ci sono assolutamente gli estremi. Io come dico sempre il partito è uno strumento e non è il fine è cambiare il mondo. Allora così Vannacci e ovviamente le parole sul terzo mandato erano dirette direttamente verso Zaia, insomma, quando ha detto che se il terzo mandato deve valere per tutti. Come sapete, insomma, ha sempre avuto questa posizione Vannacci. È interessante capire cosa potrebbe, che elemento potrebbe essere all'interno di un centrodestra, si rende appunto disponibile, l'avete sentito Vannacci. Torneremo alla politica fra poco perché vedremo nel frattempo ieri sera cosa si è detto alla cena del centrodestra a Cervarese, organizzata da Leonardo Padrin, e ci sono segnali di distensione, di disgelo all'interno del centrodestra. Lo vedremo fra poco. Lasciamo per un attimo la politica, poi vedremo anche se riusciremo a collegarci direttamente a Torcello con Anna Maria Parisi, ma andiamo alla cronaca. La cronaca ci riporta a Borgo Veneto perché ci sono alcune novità sul giallo del 59enne morto in casa con la compagna che, come sapete, è ancora in gravi condizioni in ospedale. È ancora intubata, in prognosi riservata. Sono gravissime le condizioni della donna di 55 anni, trovata incosciente vicino al corpo senza vita del compagno, ucciso da un colpo di pistola che sembra essersi autoinferto. Cosa sia accaduto resta ancora un vero e proprio giallo, anche se sul suo corpo sarebbero stati riscontrati dei segni che potrebbero essere compatibili con quelli di una lotta, segni che rafforzerebbero una delle ipotesi degli inquirenti, quella del tentato omicidio-suicidio. Se queste sono ipotesi che solo l'eventuale testimonianza della donna e i risultati dell'autopsia sul corpo di Silvano Vigato, il compagno, il 65enne, trovato senza vita nella villetta di Via Rossini, potrebbero suffragare, di sicuro sono risultati negativi gli esami tossicologici effettuati. Nessun indagato per il momento nel fascicolo aperto dalla Procura di Rovigo, che indaga per istigazione al suicidio e lesioni personali aggravate. Le indagini dei carabinieri di Este restano aperte a 360 gradi e continuano a vagliare tutte le strade a partire dalle testimonianze raccolte, tra cui quella di una vicina di casa che mercoledì pomeriggio avrebbe sentito qualcuno litigare nell'abitazione di Vigato, dove poche ore dopo la figlia della 55enne avrebbe scoperto la tragedia e dato l'allarme. Dal giallo di Borgo Veneto al efferato omicidio di Vittorio Veneto, era il 2022, novembre 2022, il giovane Riccardo De Felice che uccise il padre, prima colpendolo a colpi di spranga e poi accoltellandolo mentre appunto dormiva sul divano, credendolo un sosia. Ebbene, dopo la richiesta della procura è stato
ha accettato la richiesta della procura che chiedeva il proscioglimento e dunque è stato assolto per infermità mentale il 27enne, incapace di intendere e volere al momento del fatto. Per lui 10 anni di libertà vigilata in un centro specializzato. A Vittorio Veneto colpendolo alla testa con una sbarra in ferro e accoltellandolo 3 volte alla gola. Riccardo De Felici in corte d'assise è stato assolto perché non imputabile al momento del fatto. Il giovane dovrà rimanere in libertà vigilata per 10 anni presso una comunità dove sarà curato. In aula era presente Riccardo, ma anche la mamma dell'imputato, visibilmente commossa. La mamma non l'ha mai lasciato, mai, è sempre stata al suo fianco, vicino, capendo sin da subito che il ragazzo aveva una patologia, quindi è malato. Non stiamo parlando di un atto sconsiderato, stiamo parlando di un atto di una persona malata. L'omicidio avvenne la notte del 16 novembre 2022 al residence alle Ortensie di via Rosolène. Riccardo, uno studente modello laureato a pieni voti in filosofia, da qualche tempo aveva cominciato a lamentare dei disturbi senza però farne parola a nessuno. Si era convinto che gli amici, da cui si era progressivamente distaccato, parlassero alle sue spalle. Ad aggravare una situazione già difficile la malattia del padre Francesco, 56 anni, a cui venne diagnosticato un tumore alla prostata. A questo si aggiunsero dei personali problemi di salute di Riccardo. I medici gli avevano scoperto uno scompenso cardiaco per il quale si sarebbe dovuto sottoporre ad alcuni esami. La notte in cui ammazzò il padre, Riccardo era in preda ad uno stato delirante e allucinatorio che lo aveva portato a travisare la realtà. Il tutto aggravato dalla sindrome di Capgras, un disturbo psichiatrico persecutorio che porta a vedere dei sosia di familiari e amici. Il ragazzo non era capace di intendere in quel momento perché vedeva nel padre un'altra persona a tutti gli effetti, tant'è vero che poi le risultanze della consulenza hanno ritenuto che lui fosse affetto da una sorta di schizofrenia e in particolare una malattia si chiama anche del sosia. Riccardo in pratica vedeva nella figura del genitore non il padre biologico ma un impostore, un demone. Quello, disse alla madre, non è il babbo, qualcuno lo ha sostituito e quell'uomo ci picchia. Poi il tragico epilogo, il ragazzo ora è in comunità. In questo momento è ancora a Roncolladici, in questa comunità dove rimarrà fino ad agosto. Da agosto i servizi che lo hanno in carico sceglieranno un'altra comunità dove andrà probabilmente a lavorare a tutti gli effetti, sempre seguito naturalmente dai servizi che saranno incaricati di tale fatto. Ci sarà poi il Tribunale di Sorveglianza che dovrà vegliare su questa situazione per circa 10 anni. Da questa malattia, spiega il suo legale, non può guarire, ma deve essere stabilizzato per poter vivere almeno serenamente. Cambiamo argomento, era stato squalificato per un turno la scorsa giornata in occasione del derby con il Santa Lucia. Così domenica scorsa si era accomodato sugli spalti dello stadio di casa per vedere la sua squadra, il Susegana, impegnata nella gara contro il Giavera. Siamo in seconda categoria. Ma Riccardo Lovatello, 24enne, che non solo è giocatore ma anche assessore allo sport del comune di Santa Lucia, si sarebbe distinto per un comportamento oltremodo offensivo nei confronti dell'arbitro, il 20enne Simone Morsanutto, e quindi l'arbitro lo ha riconosciuto tra gli spettatori e nel momento di stilare il referto ufficiale della gara ha segnalato Lovatello, insulti all'arbitro per tutta la partita usando anche un linguaggio blasfemo, e quindi è arrivata la stangata per il giocatore e assessore squalificato dal giudice sportivo per ben 4 giornate. E a proposito di frasi razziste e di insulti, frasi razziste dalla panchina, in questo caso ai giocatori della squadra avversaria, sono stati denunciati e raggiunti da un daspo, pensate, di ben 5 anni dalle manifestazioni sportive 2 calciatori ventenni del San Giorgio in Bosco. Sentiamo Chiara Gaiani con il questore di Padova, Marco Odorisio. Allora, l'episodio risale al domenica 19 gennaio, uno scontro valevole per il campionato di tipo juniores provinciale, Real Padova contro il San Giorgio in Bosco. Durante tutta la partita dalla panchina partono degli insulti molto pesanti nei confronti di alcuni giocatori. La polizia è intervenuta, la Digos ha fatto degli accertamenti, degli approfondimenti, anche perché insomma alcuni ragazzi sono usciti proprio
dal campo di gioco, lo ricordiamo piangendo a quest'ore. Oggi la notizia di questi due gravissimi provvedimenti che hanno raggiunto due giocatori del San Giorgio in Bosco, due ventenni, che sono stati raggiunti da una denuncia penale e anche dal provvedimento del DASPO per 5 anni. Intanto partiamo dal penale. Due denunce, il questore di Padova Marco Dorisio. Per che cosa sono stati denunciati questi ragazzi? Sì, non appena abbiamo appreso di questi fatti, immediatamente la Digos si è attivata, perché si tratta di fatti che hanno anche una rilevanza per l'appunto di tipo penale, quindi sono stati convocati i vari attori, dai calciatori ai responsabili delle società di calcio, quindi è stato contestualizzato quanto appunto era accaduto e sono stati individuati questi due calciatori appunto del San Giorgio in Bosco, che a più riprese durante la partita dalla panchina hanno rivolto frasi con discriminazione di tipo razziale nei confronti di 3 giocatori in ragione appunto del colore della pelle, 3 giovani giocatori del Real Padova. Accertati queste condotte, poi addirittura uno dei 2 calciatori ha ben pensato di postarli poi sul sito ufficiale, no? Dove vengono appunto messi i risultati dei campionati. Parliamo di un campionato juniores, quindi a dimostrazione di una consapevolezza proprio di voler come dire infierire, usiamo i verbi giusti, in questa situazione. La Digos ha svolto gli accertamenti, quindi sicuramente parliamo di condotte di rilevanza penale. L'articolo 604 bis del codice penale, appunto la propaganda e istigazione alla discriminazione di tipo razziale, di tipo religioso e di tipo sessuale. È un reato che nella prima ipotesi, il primo comma, quello contestato, prevede fino alla reclusione a 1 anno e 6 mesi, nelle ipotesi più gravi fino a 6 anni. Quindi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per l'articolo 604 bis. Poi c'è tutto un discorso che riguarda appunto i provvedimenti amministrativi di prevenzione, e quindi ho adottato il provvedimento di DASPO per 5 anni, divieto di accesso alle manifestazioni sportive, che ha una valenza su tutto il territorio nazionale per ogni tipo di manifestazione sportiva, non solo la partita di calcio, anche una partita di tipo amatoriale piuttosto che una partita di altro tipo. Quindi sicuramente un fatto gravissimo, quantomeno che possano ravvedersi, capire, almeno giungere il minimo che possano fare a scusarsi con le vittime. E poi dall'istruttoria della Digos è emerso che siccome sono stati reiterati questi atteggiamenti, anche la stessa dirigenza, chi stava in panchina, io al loro posto li avrei presi e mandati immediatamente negli spogliatoi. Quindi la riflessione è molto ampia, deve interessare un po' tutti. Questo episodio di giovani, di giovanissimi, dove poi parliamo di contesti sportivi dove appunto si gareggia, c'è la sana rivalità, la competizione, il rispetto delle regole, c'è chi fa sport a qualunque livello, è testimone di questi valori positivi. Qua invece arriviamo alla negazione, al sovvertimento dei valori, dove addirittura si postano in rete veramente queste discriminazioni razziali, e quindi il minimo che possono fare, mi auguro umanamente, che cerchino la forza e il coraggio di comprendere intanto il loro errore e di scusarsi con le vittime. Ma c'è tanto da lavorare, signor Questore. Sì, non solo dei giovani, perché poi nei 2 precedenti casi, siamo al terzo dall'inizio dell'anno, là addirittura sono gli adulti. Nel caso della partita di basket un genitore, nell'altro caso sono 2 persone mature, quindi c'è anche da chiedersi, non è che i ragazzi sono espressione di ciò che nelle famiglie viene fatto o non viene fatto, che si sarebbe dovuto fare, quindi neanche colpevolizzarli in maniera semplicistica, dire è colpa del ragazzo. Quei ragazzi sono espressione delle nostre famiglie. Così dunque il questore di Padova intervistato da Chiara Gaiani. Sempre Chiara Gaiani invece ci torna a raccontare della tragedia di Boara Pisani lungo la A13, lo schianto ieri terribile, un morto, un 60enne di 2 Carrare, 2 gli incidenti in realtà, poi ci sono stati anche 5 feriti. Sì,
Si chiamava Carlo Piccolo, era in autostrada per lavoro, aveva 60 anni, viveva a 2 Carrare ed era agente di commercio per una ditta di depuratori di Padova. L'uomo morto ieri mattina in uno dei 2 tragici incidenti avvenuti a distanza ravvicinata lungo l'autostrada A13 tra Stanghelle e Boara Pisani. Il più grave alle 11, quando l'auto su cui viaggiava Carlo Piccolo, una Mini Cooper, ha tamponato un tir che la precedeva, nonostante il disperato tentativo di rianimazione dei sanitari del SUEM 118 sul posto con i vigili del fuoco. Per il 60enne non c'è stato nulla da fare. Il secondo incidente in autostrada in una mattinata drammatica, 5 feriti nel tamponamento tra un'auto, un furgone e un camioncino compattatore dei rifiuti, avvenuto poco dopo le 9 a 2 chilometri di distanza, al chilometro 76. E potremmo essere qui a raccontare di un'altra tragedia lungo le strade del Padovano. Parliamo della vicenda della donna che 2 sere fa era finita in acqua con la sua auto nell'idrovia di Saonara, ma invece vi raccontiamo di un salvataggio, quello del fratello della donna che è riuscito a metterla in salvo. L'abbiamo raggiunto, sentite. Ti chiama Andrea, ma le porte non si aprono. Si aveva slacciato la cintura, che con tutta la mano l'ho tirata fuori. Le urla spezzano il silenzio, ovattato dalla nebbia. Sono le 5:09 quando Andrea Boscaro si precipita fuori di casa in soccorso della sorella che con l'auto era appena finita nell'acqua dell'idrovia che costeggia via Villanova a Saonara. La donna era uscita per andare al lavoro, ma la nebbia era talmente fitta che non riusciva a vedere la fine della stradina che costeggia il canale. L'auto precipita e la 52enne riesce appena a chiamare il fratello al telefono che vive proprio lì. Andrea vede la Renault Twingo in abissarsi e si getta in acqua. È un gesto eroico, ti butti dentro, lei ti chiamava, le luci della macchina erano ancora accese, la batteria andava ancora, le luci della macchina erano ancora accese e lei ti chiamava Andrea, ma le porte non si aprono, non si aprivano. L'acqua aveva già riempito l'abitacolo, in quel momento lo sportello dell'auto si apre. L'acqua fredda ti porta via le mani, le braccia, ti cava il respiro, ma devi lottare, non c'è tanto da fare, devi lottare. Quando è riuscita ad aprire la porta e ad estrarre sua sorella, poi cosa le ha dato la forza di tornare a riva? Che era ancora viva, questo era ancora viva. La donna deve la vita al coraggio del fratello Andrea. In poche bracciate riescono entrambi a raggiungere la riva, nonostante l'acqua gelida rendesse difficili i movimenti. Era ghiacciata in ipotermia, ma era ancora viva. Sua sorella cosa le ha detto? Niente. Vi siete abbracciati? Sì. La sua fortuna è che è stata cosciente. È stata cosciente e mi ha chiamato, se no la trovavamo chissà quando. Grazie ad un vicino di casa, nel frattempo erano stati allertati anche i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto e hanno estratto dall'acqua la macchina che ormai era affondata. Sul posto anche i carabinieri e il SUEM per le cure. Ancora la cronaca, torniamo nella Marca, svaligiò un'abitazione ad Altivole fuggendo con un bottino di 2.000 euro e poi fece perdere le sue tracce, ma grazie al RIS di Parma è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Il malvivente si serviva di decine e decine di identità diverse. Aveva la bellezza di 29 alias, il 42enne di origine serba senza fissa dimora, identificato e denunciato dai carabinieri. Alle spalle numerosi precedenti. Il 20 novembre del 2022 aveva messo a segno un colpo nell'abitazione di un operaio di Altivole in via Castellana. Dopo aver scassinato la porta d'ingresso, l'uomo è entrato arraffando tutto quello che poteva, monili in oro e denaro contante, per un danno stimato in circa 2.000 euro. Ad agire con il 42enne 2 complici che tuttora non sono ancora stati identificati. Dopo oltre 2 anni il ladro è stato individuato. Siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione del RIS di Parma che ci ha dato una grossa mano nel raffinare le immagini della videosorveglianza che avevano acquisito i colleghi della compagnia di Castelfranco, a dare un volto a questo soggetto che in realtà aveva molte identità. Per arrivare al nome del 42enne, gli inquirenti hanno analizzato innumerevoli filmati di videosorveglianza, riuscendo ad estrapolare fotogrammi utili all'individuazione dell'uomo. Dalle immagini di videosorveglianza siamo riusciti poi a risalire anche all'autovettura e di lì a comprendere che appunto era una BMW con delle targhe rubate in un'altra provincia.
Il soggetto infatti adottava un consolidato espediente per eludere le indagini delle forze dell'ordine, forniva ogni volta generalità differenti, risultando di fatto incensurato e sfuggendo così ai controlli incrociati. Il 42enne ora deve rispondere di furto aggravato e ricettazione. Le indagini dei carabinieri continuano per identificare i 2 complici che hanno agito con il 42enne serbo e per accertare se siano responsabili di altri furti nella Marca. L'appello dell'Arma: in caso di furto o movimenti sospetti, chiamate subito il 112. Come abbiamo sempre detto e non ci stancheremo mai di dirlo, la prima cosa è cercare di fare una rete di informazione che ci consenta di acquisire tutta una serie di elementi per poter poi sviluppare le indagini, e tra questi sicuramente l'avvisare il 112 quando si ha qualche sospetto, anche magari facendo una telefonata in più. Noi non abbiamo nessun tipo di remora a elaborarla e a processarla, perché comunque sono tutte informazioni che ci servono per poi intervenire preventivamente, quindi non soltanto un'attività di contrasto, per cercare di arginare il fenomeno. A proposito di sicurezza, restiamo nella Marca, si rafforza la stretta contro abusivismo e sovraffollamento nei casolari abbandonati della Campagna o Pitergina. Normalmente si chiedono i rinforzi per risolvere il problema evidente, cioè la rissa, il problema diciamo di ordine pubblico evidente, ma quello che mi preoccupa di più invece è diciamo il sottobosco, quello che può succedere, e quello che può succedere è che in qualche maniera si vede è che si sta quasi formando un mondo illegale parallelo. A Oderzo il tema della sicurezza resta centrale, ma la richiesta di maggiori forze dell'ordine da poter impiegare nel territorio non riguarda tanto aggressioni e baby gang quanto il contrasto ai fenomeni di sovraffollamento e abusivismo abitativo di migranti nei casolari delle Campagne o Pitergine. Amministrazione e polizia locale sono infatti da tempo concentrate sul censimento e il controllo di tutti i casolari della zona, in cui spesso si ritrovano a vivere i migranti usciti dalle caserme Zanusso. Alcuni sono riusciti a liberarli, cioè far uscire gli occupanti, interpellando i proprietari. Alcuni proprietari erano consapevoli, altri non lo erano. Un mondo parallelo, un sottobosco che vive e si alimenta nascosto dalle luci quotidiane. O occupano i casolari abbandonati, oppure alloggiano con dei permessi, cioè un proprietario può affittare o acquistare delle case e ospitare, quindi fare dichiarazioni di ospitalità in comune, ma poi non si sa quanti ne ospita, può ospitarne un numero esagerato e in teoria è un'ospitalità gratuita, ma nessuno sa se poi invece vengano richiesti dei subaffitti e quanto elevati. Il tema ricade poi anche nel loro sfruttamento, terreno fertile del caporalato, fenomeno scoperto proprio nelle campagne della zona già la scorsa estate. Il problema non è che intanto che i migranti sono all'interno della caserma, perché lì hanno vitto e alloggio, e il problema è quando escono, e dipende dalle condizioni nelle quali escono. Se escono perché non hanno ottenuto il permesso di soggiorno, il problema è enorme, perché siccome non vengono immediatamente rimpatriati, questi o vanno all'estero, scappano all'estero, o vanno verso le grandi città, oppure ne rimangono un pochi nel territorio, e questi sono sicuramente destinati alla malavita. Caserma ormai al limite delle sue capacità, circa 280 i migranti ospitati. Tutto andrebbe potenziato per poter affrontare un problema che è enorme e che io da sempre dico che i nodi sarebbero arrivati al pettine, e adesso cominciamo, nelle città lo stiamo vedendo già, ma adesso cominciamo a vederlo anche nelle campagne, e va sempre e aumenta se non si fermano gli ingressi irregolari. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta, allora andiamo subito a Rosà, perché ci sono novità importanti per la polizia locale del Bassanese. Ci racconta tutto Alex Giuliano. Inizio anno porta una novità sotto certi punti di vista clamorosa per quello che riguarda la sicurezza del territorio a Rosà. Siamo in compagnia del sindaco Elena Mezzalira, perché proprio da Rosà parte la richiesta di far entrare la polizia locale rosatese all'interno dell'Unione Montana. Scaduta la convenzione con la Nevi, c'è questa
questa possibilità che verrà presentata e discussa in Consiglio Comunale. Sindaco, si tratta di una svolta epocale quasi per il territorio. Allora, diciamo che la convenzione in essere con Nevi era giunta a naturale scadenza a fine anno. Non erano garantite determinate condizioni che potessero dare continuità al servizio, perché comunque noi con il consorzio ci siamo anche sempre trovati bene e nulla possiamo dire con riferimento alla convenzione in essere, però fondamentalmente non potendo avere continuità abbiamo fatto una scelta di natura territoriale che ha una valenza territoriale importante, che mira a creare sinergie con i comuni limitrofi. Per questo abbiamo presentato questa richiesta e andremo a discutere e a presentare la nuova convenzione nel prossimo Consiglio Comunale di martedì. Ecco, sono tante le richieste di maggior sicurezza in tutto il territorio del Bassanese, da Bassano, città in giù, i vari assessori, i vari colleghi del sindaco Elena Mezzalira, quindi gli altri primi cittadini, continuano a rimarcare l'importanza di una collaborazione più stretta, di una rete più fitta per i tanti episodi di vandalismo, di controllo del territorio. Come cambierebbe la sicurezza e anche l'organizzazione a Rosà entrando nell'Unione Montana? Allora, sappiamo che comunque Rosà ha un proprio corpo di polizia locale, quindi quello che noi ad oggi stiamo chiedendo è comunque sono dei servizi che ci aiutano, che se gestiti in comune, in collaborazione con gli altri comuni all'interno di questa convenzione, mira ad abbattere i costi, ma soprattutto vuole garantire la presenza sul territorio dei nostri agenti di polizia locale. Sappiamo che per Rosà il tema fondamentale è quello della viabilità, quindi noi siamo impegnati a garantire la presenza sul territorio, quindi meno burocrazia all'interno degli uffici, più presenza sul territorio. E dunque se ne discuterà nel prossimo Consiglio Comunale che è a giorni. Tutto questo cambierà un po', se verrà attivato il tutto, un po' la conformazione di quella che è l'organizzazione della sicurezza nel territorio, ma chiaramente vi terremo aggiornati sull'ufficialità di questa proposta e su come appunto cambierà la sicurezza del territorio. Allora così a Rosà restiamo in tema però di polizia locale, perché a Chiarano, Cessalto e Meduna di Livenza, quindi siamo tornati nella Marca, i sindaci sono scesi in strada con gli agenti della polizia locale per i controlli serali e c'è anche una presentazione di un emendamento ai parlamentari trevigiani, un vero e proprio appello, perché i sindaci dicono c'è troppo poco personale, anche noi dobbiamo poter fare multe e sanzioni. Sentite. Io ho già mandato una proposta di legge ai nostri parlamentari della Lega e anche di Fratelli d'Italia per specificare meglio che anche i sindaci possono, ovviamente su comunicazione poi al prefetto, esercitare le azioni di polizia locale, fare le multe e anche somministrare tutte le altre sanzioni che sono previste. Parte dalla Marca orientale la nuova proposta indirizzata alla politica, e questo nei giorni in cui a Chiarano, Cessalto, Meduna di Livenza è stato avviato per la prima volta il servizio serale di polizia locale contro topi d'appartamento e predoni, task force che ha visto scendere in strada gli stessi sindaci a fianco dei loro agenti. Premetto che non si tratta di ronde, di robe del genere, si tratta di controllo e prevenzione del territorio. Noi sindaci Chiarano, Cessalto e Meduna abbiamo voluto essere partecipi in maniera attiva a questo progetto e quindi vogliamo essere anche presenti alcune volte con i nostri agenti per dare più che altro conforto e presenza soprattutto ai nostri cittadini, conoscendo bene i propri paesi. Iniziativa concordata dunque con la prefettura e con le stazioni locali dei carabinieri, che da sperimentale vuole diventare permanente, anche se il nodo resta sempre quello delle risorse. Tra Cessalto, Chiarano e Meduna abitano circa 10.000 persone, soltanto 3-4 gli agenti di polizia locale effettivi. I sindaci di necessità vogliono fare virtù. Nei comuni piccoli come i nostri, dove spesso c'è un solo vigile urbano, il sindaco magari deve avere la possibilità di sanzionare o comunque
mantenere e avere delle possibilità in più. Conosciamo il territorio, i paesi sono piccoli, comunque il sindaco è un pubblico ufficiale e credo che possa farlo, e quindi in questo, se vede la sanzione, se vede il non rispetto delle regole, credo che sia giusto che possa fare anche questo. Anche questa è prevenzione, non deve essere maniera proprio di far cassa, però è vero, dobbiamo aiutare i nostri vigili che fanno un lavoro anche sociale nel territorio. Insomma, se l'iniziativa andrà in porto, i sindaci potranno avere un loro blocchetto per le multe e agire di conseguenza. L'emendamento, messo nero su bianco, parla chiaro. In un comune dove c'è solo un vigile solo come a Chiarano, questo può fare la differenza? Assolutamente sì, potremmo dire che qualche volta è anche il raddoppio delle forze di polizia che sono presenti. A proposito di polizia locale, 2 giorni fa l'appello del sindaco di Treviso Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, che ha chiesto, torna a chiedere al governo che la polizia locale venga equiparata alle altre forze dell'ordine. Ieri la risposta del sottosegretario all'interno Molteni, che si trovava a Mestre per il convegno del SAP di Venezia. Il Parlamento sta lavorando a un disegno di legge sulla riforma della polizia locale. Io ne so qualcosa perché sono uno degli autori di quel disegno di legge delega fatto dal governo, che vuole rafforzare il ruolo delle polizie locali. Le polizie locali non sono polizie di serie B, sono una polizia di prossimità territoriale. Una riforma che non può prescindere dall'equiparazione degli agenti di polizia locale con le altre forze dell'ordine, tema non più rinviabile, come sottolineato dallo stesso sindaco di Treviso Mario Conte, anche in qualità di presidente dell'ANCI. Parificazione legale, economica e di strumenti. I fabbisogni di sicurezza nelle città del resto stanno cambiando, di ordine pubblico si occupano quotidianamente anche vigilesse e vigili. Penso ai reati predatori, penso alla criminalità giovanile, le baby gang, penso al tema dello spaccio. E questo a Treviso, così come in altre città piccole e grandi del Veneto, dove presto arriveranno i rinforzi. A confermarlo il sottosegretario agli interni Nicola Molteni. Il sindaco di Treviso, che è un amico ovviamente, ha incontrato il ministro Piantedosi settimana scorsa, hanno definito la sottoscrizione di un accordo tra il Ministero dell'Interno e ANCI Veneto, che va in 2 direzioni. Uno, rafforzamento della capacità di collocare sul territorio il sistema di videosorveglianza, e poi il rafforzamento, come è giusto che sia, degli organici delle forze dell'ordine. Il governo mette in campo tutto quello che serve e continuerà a fare questo per alzare la qualità della sicurezza dei cittadini. Adesso andiamo a Torcello, è arrivata Anna Maria Parisi insieme al generale Vannacci all'isola del Torcello. Allora, buongiorno Anna Maria, ti dico già che abbiamo fatto vedere all'inizio del nostro Focus TG sia la manifestazione di proteste che anche le prime parole che ha detto il generale Vannacci, insomma, all'arrivo, parlando anche un po' del centrodestra. Allora, voglio capire intanto che atmosfera ha trovato a Torcello e cosa dice anche di queste polemiche per la Basilica. È come il lancio, adesso 5 secondi al lancio. Sì, adesso glielo chiediamo. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori e grazie all'eurodeputato il generale Roberto Vannacci per questo collegamento. Grazie a voi e buona giornata a tutto il Veneto. Come vedi è molto entusiasta il generale perché ha visto una grande accoglienza qui, non se l'aspettava? No, bellissimo, no, non mi aspettavo così tante persone. Ieri eravamo al Mioni Pezzato ad Abano Terme, la sala era piena, peraltro anche l'anno scorso è stato un successo. Stasera saremo di nuovo al Mioni Pezzato per un altro intervento. Oggi qua all'isola di Torcello altre 150 persone che sono venute un po' da tutta la regione per questo incontro, questa bellissima gita. Nonostante i gufi abbiano sperato nella pioggia, nella nebbia e nel freddo, invece qualcun altro è con noi, abbiamo una bellissima giornata e le cose vanno avanti a gonfie vele, visto che siamo in laguna, usiamo un termine marinaresco. Ecco, a proposito del mondo al contrario, questo incontro organizzato dal movimento regionale, sì. C'è da dire che sono veramente tante le persone che hanno preso parte a questo, vogliamo chiamarlo tour, perché lei si è annunciato promuovendosi con le serate che andrà a fare qui da noi. Sì, vengo in Veneto e quindi ne approfitto per cercare di impegnare tutti i giorni. Domenica saremo a Ospedaletto di Verona, Villa 40, per un altro bellissimo evento, andato sold out dopo soli 2 giorni, 400 persone che verranno, più altrettante in lista d'attesa. Quindi io come al solito ringrazio i Veneti, ringrazio il Veneto per l'accoglienza e per l'entusiasmo che mi hanno
abbiamo sempre dedicato. Ecco, entusiasmo e accoglienza e neanche tanto, perché anche questa mattina da Altino, da dove è partito, e noi l'abbiamo seguita in questo tour fino ad ora con le immagini di Tommaso Migot, c'erano ad aspettarla, avrebbero voluto salutarla anche i partigiani dell'Ampi con i centri sociali, i cittadini non indifferenti, bella ciao, ma volevano cantarle anche, sì. Partigiano portami via, però guardi, le autorizzazioni delle forze dell'ordine non gliel'hanno permesso e l'hanno tenuti a debita distanza. Il bella ciao sarebbe stato bello ascoltarlo. Il problema è che questi signori, sì, certo che la so. Il problema è che questi signori sono i guardiani della morale, perché sono partiti volendo invece annullare l'evento, e lo hanno scritto anche sui giornali, e quindi sono quelli che si atteggiano a coloro che possono decidere chi può parlare e chi invece deve stare zitto. Li vede, no? Si atteggiano in maniera corvesca e cercano chi proferisce parole al di fuori del loro sentire. Meno male invece che in democrazia tutti possono parlare, ed effettivamente oggi ne è la dimostrazione. Tanta gente che è venuta proprio per ascoltarmi. Ecco, senta, questo è un tour elettorale, diciamocelo, perché Venezia... Lo dice lei. No, vabbè, ma insomma comunque i paganti in barca sono tanti, 150, e hanno speso anche 35 euro l'uno, insomma è un bel inizio, no, per il suo movimento. O diventerà partito? L'abbiamo detto no. Il movimento è un movimento, il partito c'è già, si chiama Lega, le elezioni saranno tra qualche mese e noi ci saremo determinanti, poi le tattiche, le strategie le studieremo insieme. Però sicuramente per chi pensava che non ci saremmo stati sarà una delusione. Nessun dorma. 500.000 preferenze alle europee, quasi 100.000 qui in Veneto, 75.000. Quindi si candida per le prossime regionali. Da Torcello è una sorta di conquista, un arrivo verso Palazzo Balbi. Per qualcuno sarebbe un incubo, ma non è ancora stato deciso. Se mi candiderò o no, vedremo insieme tutte quelle che saranno le strategie e le tattiche per fare in modo che in Veneto raggiungeremo il miglior risultato. Quindi hai sentito, Nicola, non ha detto no, ha detto sì senza dire sì il generale. Non ho detto né sì né no, e certamente non rivelerò le strategie e non svelerò la sorpresa prima che non sia il caso di farlo. Però voci mi dicono e mi hanno suggerito, di voci certe, confermate, che lei si candiderà comunque col suo movimento, col centrodestra, Fratelli d'Italia. Vedremo tutto insieme. Non cerchi di tirarmi fuori ammissioni che non le farò. Lavori in corso. Lavoro in corso, esatto. Grazie allora al generale Roberto Vannacci. Grazie. Da Torcello con le immagini di Tommaso Migot e tutta la linea torna a te, Nicola. Grazie. Allora bisognerà capire cosa dirà il centrodestra, l'ha detto Vannacci, parlerò con il centrodestra, e intanto il centrodestra ieri si è riunito a Cervarese dopo la Magna Porcazio organizzata da Clodovaldo Ruffato. C'è stata la altra tradizionale cena del centrodestra organizzata nel Padovano da Leonardo Padrin, e vediamo un po' come è andata. C'erano tutti i big ovviamente del centrodestra veneto. Li ha riuniti tutti quanti qua assieme per cercare un po' di coesione in questo centrodestra che mai come adesso in Veneto sembra diviso. Ma non li ho riuniti io, il centrodestra in Veneto ha voglia di far politica, ha voglia di partecipazione. Erano in 600 a Cervarese Santa Croce nella campagna padovana, alla fine alla cena per ricompattare il centrodestra organizzata da Leonardo Padrin, ospite d'onore il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. Ai tavoli del gran cerimoniere Padrin hanno risposto amministratori locali e notabili della politica veneta, con una netta prevalenza di aderenti o simpatizzanti a Fratelli d'Italia e Forza Italia, e più di qualche assenza leghista. Convitato di pietra il futuro presidente del Veneto. Prima dell'antipasto, l'inno d'Italia, tra i commensali la domanda: il centrodestra veneto andrà unito alle regionali? Nessun dubbio da parte di Capezzone. Sarebbe paradossale dare l'idea di una decisione presa a Roma e imposta ai cittadini veneti, che sono abituati da molti secoli orgogliosamente a decidere per se stessi e a non consentire ad altri di decidere da fuori. Sarebbe veramente assurdo pensare di impostare o imporre un meccanismo di questo genere, e non accadrà.
Pochi dubbi anche per un conciliante Luca De Carlo. Quando possiamo noi stiamo assieme perché ci vogliamo bene. Stefani sabato scorso era ai banchetti Veneto ai Veneti, che sono le parole d'ordine della Lega. Sono parole d'ordine che magari si collidono un po' con quello che è la politica di Fratelli d'Italia. No, ha ragione, anch'io sono convinto che il Veneto debba andare ai Veneti. Infatti noi di Fratelli d'Italia siamo tutti veneti e convintamente veneti, convintamente italiani, quindi non possiamo che abbracciare questo slogan del mio amico Alberto. E sono proprio i numeri della raccolta firme avviata dalla Lega a dare forza alla presenza, in ritardo va detto, alla cena per un impegno milanese, del segretario leghista Alberto Stefani. La nostra casa è il centrodestra. Detto questo, noi siamo la forza politica che conta 159 sindaci, 1178 amministratori e oltre 300 sezioni. Abbiamo lanciato una raccolta firme che in questi giorni sta ottenendo un successo clamoroso. Eravamo già arrivati a 12.000 firme a domenica, durante questa settimana abbiamo raccolto altre firme. Solo oggi a San Giovanni Lupatotto abbiamo raccolto 270 firme in 2 ore e contiamo di superare le 50.000 firme nel più breve tempo possibile. Pace fatta tra Lega e Fratelli d'Italia? Non ancora, perché nonostante le rassicurazioni di Capezzone, il pragmatico Flavio Tosi ricorda agli alleati dove vengono prese le decisioni. Come è sempre stato, verrà presa dal tavolo nazionale, perché se Flavio Tosi ovviamente propone un candidato per Forza Italia, Stefani lo propone per la Lega, De Carlo lo propone per Fratelli d'Italia e De Poli lo propone per Noi Moderati, e quindi non arrivi mai alla soluzione. Si voterà in 6 regioni contemporaneamente, voterà la città di Venezia come altri capoluoghi praticamente subito dopo, e quindi è solo il tavolo nazionale che può trovare un equilibrio complessivo tra questi 6 candidati governatori e le città che andranno al voto. Vi spaventa l'idea di una corsa solitaria della Lega? Ma non ci sarà mai. Sono pronto a scommettere qualsiasi cifra che non ci sarà una corsa solitaria, perché sarebbe l'unica possibilità, perché in centrodestra in Veneto ha sempre vinto a mani larghe e vince a mani larghe anche questa volta, perché il centrosinistra in Veneto non tocca palla. Può toccare palla solo se il centrodestra corre diviso. Allora torniamo alla cronaca dopo la politica. Questa mattina a Spinea il commosso addio al 16enne vittima del tragico incidente in moto ad Asseggiano. Ilaria Marchiori ha seguito questa mesta cerimonia molto partecipata. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Si sono svolti alle 10.30 nella chiesa di Santa Bertilla Spinea i funerali di Gregorio Bertoli, il 16enne, come dicevi, che ha perso la vita lungo via Asseggiano in sella al suo scooter. Tra l'altro insieme a lui c'era anche un'amica che questa mattina non c'era perché è ancora ricoverata in ospedale per le ferite riportate. E proprio a questa amica, la sorella di Gregorio, che in chiesa al termine della cerimonia funebre ha voluto dedicare un pensiero, ha anche voluto ringraziare perché era con lui in quel momento drammatico e quindi ha detto non se n'è andato solo perché eravate insieme. È stata una lettera dai contenuti davvero toccanti ed emozionanti, quella della sorella Giorgia, che ha raccontato, no, tutta l'emozione che ha avuto quando Gregorio è nato. Lei desiderava tantissimo un fratello e quando è arrivato lei era felicissima, quindi ha raccontato molti anni della loro vita insieme, il fatto che lei fosse sempre molto protettiva nei suoi confronti e soprattutto la lotta di tutta la famiglia, ma anche di loro due come fratelli, della malattia di Gregorio che gli fu diagnosticata all'età di 7 anni, ma che Gregorio aveva sconfitto, era riuscito appunto a combattere e ora stava bene. Centinaia di persone questa mattina hanno partecipato alla cerimonia funebre, la chiesa era gremita dentro, poi anche fuori il piazzale era pieno, ma soprattutto quello che ha colpito è che ci fossero tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, oltre va bene anche gli adulti, ma veramente c'erano tantissimi ragazzi, amici di Gregorio, anche di chi ha voluto solamente essere lì per salutare un coetaneo che se n'è andato
in questo tragico modo, e soprattutto tantissimi ragazzi della scuola che frequentava Gregorio, l'Engim di Mirano, che tra l'altro si trova poco distante dall'abitazione di Spinea. Proprio ieri mattina tutta la scuola, tutto l'istituto ha osservato un minuto di silenzio proprio in suo onore. Grazie a Ilaria Marchiori da Spinea, anche con le immagini di Sandro Ponco. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi gli ultimissimi istanti di Focus TG. Di nuovo in diretta con Focus TG, c'è un allarme che arriva dalle associazioni di categoria. Parliamo della categoria dell'autobus a noleggio, diciamo del Confartigianato, perché c'è una legge regionale che impone ai mezzi, parliamo degli autobus a noleggio, quindi i pullman turistici, diciamo, i mezzi a noleggio che hanno più di 15 anni, di fermarsi. C'era una proroga, la proroga è finita, ma se non verrà abrogata questa normativa, dice la categoria, si fermeranno praticamente 3.000 mezzi in Veneto, 500 nella Marca trevigiana, e molte aziende rischiano di chiudere. Sentite. La legge regionale è una legge molto limitativa per il settore, in quanto impone il cambio degli autobus per le aziende che operano nel settore noleggio con conducente dopo 15 anni. Quindi significa che le aziende che sono in possesso di autobus di un'età superiore ai 15 anni non possono più utilizzarle. La legge regionale in questione è la numero 11 del 2009, articolo 5, che vieta la circolazione di mezzi immatricolati con più di 15 anni. In Veneto sono 2.825 su un totale di 6.927 veicoli, pari al 40% del parco mezzi totale del settore. Nella Marca la percentuale scende leggermente al 38,5 per un totale di oltre 500 mezzi che senza un passo indietro della regione rischiano di restare fermi. L'alternativa per le aziende è quella di sostituire i mezzi più vecchi con un conseguente incremento dei costi. Basti dire che un pullman turistico costa all'incirca 310.000 euro più IVA. Bisogna far presente che dal 2000 a data odierna, quindi al 2025, ogni anno il costo dei veicoli è aumentato di circa un 10%. Secondo la comunità Autobus Operator, poi, la normativa veneta crea una disparità concorrenziale rispetto ad altre regioni italiane dove non esistono restrizioni simili. Un'azienda che opera in Veneto non può circolare con un autobus di età superiore ai 15 anni, mentre un'azienda che opera in Trentino Alto Adige oppure in Emilia Romagna o il Friuli Venezia Giulia, che sono comunque le regioni confinanti alla nostra, possono circolare all'interno della regione. Dopo la pandemia le associazioni di categoria erano riuscite ad ottenere una proroga che estendeva il limite d'età dei mezzi a 19 anni, dando alle imprese il tempo necessario per riprendersi dalle restrizioni imposte dal Covid. Ora che tale rinvio è scaduto, si chiede alla regione di abrogare la legge, perché senza adeguati incentivi o un piano graduale per l'adeguamento imposto dalla transizione green, molte aziende rischiano di chiudere definitivamente. Eppure, spiega Marcon, si tratta di veicoli sicuri. Ogni anno viene sottoposto a revisione alla motorizzazione civile, quindi comunque c'è un ente preposto al controllo della sicurezza del veicolo. Con le immagini in chiusura andiamo a Piazzola sul Brenta, nell'Alta Padovana, dove a 100 giorni dalla partenza del Giro d'Italia continua la organizzazione per accogliere la carovana rosa in una delle tappe del Giro in Veneto. Villa Contarini illuminata di rosa, così non si era mai vista. Mancano ancora alcuni mesi, ma nel comune dell'Alta Padovana non si fermano i preparativi per martedì 27 maggio, una data da segnare in rosso sul calendario, anzi in rosa, perché quel giorno partirà il Giro d'Italia. A 100 giorni dall'evento il comune ha illuminato la villa e i suoi scorci più belli con oltre 180 fari e barre a LED. Il Giro d'Italia è una delle vetrine più importanti, con milioni di telespettatori in tutto il mondo. Vediamo la villa che oggi assume questo colore, ma tutta la città, tutte le iniziative vedranno questo rosa tingere il nostro paese.
e coinvolgere tutta la comunità, non solo gli sportivi, non solo gli appassionati di ciclismo, perché il Giro d'Italia è un evento globale, un evento che interessa veramente tutti. Quindi inizia oggi il countdown dei meno 100 giorni per l'inizio del Giro d'Italia e il 27 saremo qua a vedere i ciclisti partire dalla nostra bellissima villa, dalla piazza e ad ammirare la carovana di questo straordinario evento. Vi aspettiamo tutti qua il 27 di maggio. Allora, in attesa del Giro d'Italia noi ci salutiamo, grazie per averci seguito, arrivederci.